D-Day è arrivato. Sono ripartiti gli autovelox nel territorio della Federazione dei Comuni del Campo San Pierese dopo le due ordinanze giunte dal Ministero dei Trasporti e dalla Prefettura. Riaccesi i 4 Velocar Red Speed lungo la strada regionale 308 del Santo e i 2 Enves Evo lungo la strada provinciale 46 Brentana, per ora siti nel comune di Villa del Conte. Una decisione necessaria, ha spiegato il presidente pro tempore dei comuni della federazione Walter Gallo. Gli apparecchi, che hanno continuato a registrare le velocità dei veicoli, hanno segnalato punte di 256 km orari toccati da auto che percorrevano la regionale 308 a velox spenti, a fronte di punte massime di 150 km orari con i velox accesi. La riaccensione è avvenuta dopo un atto approvato in sede di giunta da 9 comuni aderenti su 10, unico voto contrario quello di Antonella Argenti, sindaca di Villa del Conte, che lamenta tra le altre cose la presenza nel suo territorio di 2 apparecchi fissi, uno dei quali, ha precisato il presidente della federazione, sarà spostato a breve nel comune di San Giorgio delle Pertiche. Nel gennaio 2024 uno dei 2 velox di Villa del Conte era finito nel mirino di Fleximen.